Allora, siamo qui a Trinitapoli, Puglia, Italia. Siamo con il nostro fratello in Cristo, Nunzio. Nunzio, allora, dici tutti quelli che ci stanno sentendo e seguendo qui, puoi dirci che cosa ha fatto il Signore nella tua vita in questi ultimi giorni, che il Signore ci ha mandato qui da Malta a, come si dice, aiutarvi, a predicare, a ministrare, è stato... e cominciare quest'opera con la grazia di Dio, con l'aiuto anche molto dei pastori Nicola e Rosa. Puoi dirci che è successo nella tua vita in poche parole? Poche parole, ho sentito fortemente la chiamata da Dio a partecipare a questo evento. È stato qualcosa di forte, perché io, anche se sono cristiano, sì, mi sono lasciato andare per un po' di tempo, non ho più frequentato, okay, mi sono fatto trasportare dal mondo, però sentivo fortemente il bisogno di Dio, mi sentivo abbandonato. E questa volta è stato diverso, però Dio ha detto: oggi tu devi tornare a me. È stato un messaggio chiaro e mi ha fatto vedere dove ho sbagliato, che era nel parlare, nel rapportarmi con Dio, e tutto quello che ho parlato è stata la mia caduta, perché ho parlato male. Hai maledetto me stesso? Sì, nel parlare, ho maledetto me stesso. Poi grazie all'Apostolo Gordon, Pastor Nicola, nel pregare ci siamo liberati da queste situazioni. Ho visto fortemente, io quando ho ascoltato la parola dell'Apostolo Gordon, la notte io ho fatto il sogno di quello che arrivo. Wow. E ho visto tutti dei demoni che mi schiacciavano. Io poi dicevo: nel nome di Gesù li distruggevo, però ogni demone mi diceva quello che io avevo parlato. Wow. Io non arriverò a fine mese, era il mio parlare, dato era il mio parlare, un diritto sulla tua vita. Sì. Sei stato legato con loro. Però quando noi abbiamo pregato quella notte, quella sera, sei andato a casa e sei stato liberato. Ho dato già la prima guerra, è stata. Wow. Il secondo giorno che l'Apostolo Gordon ha pregato per me in macchina con il fratello, io sono andato in chiesa, mi sono così, ho chiesto al Signore: le preghiere che ha fatto l'Apostolo in macchina, io voglio che le devo ricevere tutte nel mio cuore, io voglio fare la tua volontà, io ora sono pronto. All'improvviso sono scappato in bagno a rimettere. Wow. E ogni volta che andavo a rimettere sentivo voci che gridavano forte. Ah! Wow. Erano tutti demoni che io ho sognato la sera prima. Gloria Sera prima. La sera, il Dio mi ha fatto vedere il mio parlare era sbagliatissimo, ed è stata veramente una grande benedizione. Ho ricevuto tanto, mi sono proprio liberato da questi demoni, wow, nel nome di Gesù, e ho ricevuto così tanto che abbiamo già messo in pratica i primi studi con l'Apostolo Gordon, dove far morire a noi stessi, che è fondamentale, il perdono è fondamentale, amare è fondamentale, e al primo posto il regno di Dio. Amen. Tutte le altre cose saranno sovraggiunte, saranno date in più. Ecco, da ora in poi? Da ora in poi, forza al Signore, gloria a Dio. Sei parte del risveglio dello Spirito Santo. Amen. Sei parte del movimento dello Spirito Santo qui a Puglia, Trinitapoli. Noi faremo grandi cose che il Signore sta facendo qui alla Chiesa, il movimento River of Love. Alleluia, il fiume d'amore che sta, come si dice? Sta scorrendo alla grande. Scorrendo con forza nella Puglia. Sarà per faremo tutta grandi l'Italia. cose e vorremo servire il Signore sempre. Sarà glorificato il nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie caro. Grazie a voi. Alleluia. Alleluia.